Ciao a tutti, ci troviamo nel bellissimo comune di Laghi. Percorreremo oggi il sentiero che sale al Monte Maio, una cima secondaria collocata tra il comune di Laghi e il comune di Posina. Siamo partiti dal parcheggio dei Laghi, quindi abbiamo raggiunto il centro del comune di Laghi. Si prende quindi la via subito a sinistra che sale verso Posina. Poi si prende questo sentiero sulla destra che conduce fino alla cima del Monte Maio. Tempo indicato 3 ore, sentiero 511. Saliamo per questa via in salita verso il Monte Maio. Un po' di traffico purtroppo nella zona verso il centro del comune. Tempo bellissimo, limpido. Speriamo in bene anche per il pomeriggio, perché le previsioni mettono un po' di annuvolamento a partire dall'1 del pomeriggio, quindi la speranza è quella di arrivare in cima al monte in tempi abbastanza contenuti per godere possibilmente di un buon panorama. Sentiero molto bello, molto comodo, largo, bellissimi anche questi muretti a secco ai lati. Parte però decisamente in ripida salita. Atmosfera ancora abbastanza invernale, poche foglie sugli alberi, quindi ne guadagna senz'altro la visibilità e i panorami. Da non confondere la meta che raggiungeremo oggi, il Monte Maio, con il più alto e probabilmente più famoso Monte Maggio, che si trova invece sopra Laghi. Invece Monte Maio si trova tra i comuni di Laghi e quello di Posina ed è anche più basso di quota, raggiunge quasi 1500 metri di dislivello, mentre il Monte Maggio raggiunge i 1800 metri di quota sul livello del mare. Rimaniamo sempre sul sentiero 511 direzione Monte Maio fino in cima, fino alla nostra destinazione finale. Faremo un po' in giro d'anello per tornare al punto di partenza, quindi il comune di Laghi. Un capitello lungo il percorso, il sentiero in salita. Il sentiero, devo dire, è tenuto molto bene, in ordine, con questi muretti a secco ai lati che lo delimitano sempre bene. Fin qui quindi tutto spettacolare, bellissimo sentiero, bellissima questa atmosfera in mezzo al bosco. Proseguiamo sempre in direzione del sentiero principale. Si alternano vari tratti e in questo punto siamo all'interno di una strada forestale più larga
è ancora più comoda rispetto al sentiero che abbiamo percorso nel tratto iniziale. Qui quindi sentiero godibilissimo, tranquillo, molto semplice. Adesso che c'è anche questa strada forestale è ancora più semplice, più facile, più adatto anche ad escursioni di tipo turistico. Bisogna fare un attimo di attenzione, giunti alla contrada che abbiamo appena visto. C'è un'indicazione del CAI su una grondaia, quindi in questo punto bisogna svoltare subito a destra. Si trovano quindi le indicazioni, il cartello in basso che indica il sentiero 511 e si prosegue quindi sempre in salita verso il Monte Maio. Attenzione al bivio che abbiamo appena visto, bisogna prendere la sinistra, quindi la strada forestale, la mugliatiera, non il sentiero ripido e stretto che sale. Seguendo le indicazioni sempre del sentiero 511 abbiamo appena attraversato un prato, si riprende quindi a seguire un bel sentiero in mezzo al bosco. Ci sono dei tratti come questo dove il sentiero non è molto visibile. Bisogna fare un attimo di attenzione e guardare la segnaletica del CAI dipinte sugli alberi. Niente di difficile comunque, basta porre un po' di attenzione. Oltrepassata la Contra Xausa si deve tenere la destra al bivio con l'indicazione sentiero 506 strada tedesca. Subito dopo, sempre a destra, si ritrovano le indicazioni del sentiero 511 in direzione del Monte Maio. Si riprende 511 e bisogna guardare bene sempre la segnaletica del CAI per non correre il rischio di smarrire la strada corretta. Monte Maio, la Sedura. Precisamente da alcuni minuti ormai il sentiero è iniziato a inerpicarsi decisamente in salita, quindi sì, effettivamente il tratto di sentiero è molto faticoso. Adesso abbiamo raggiunto comunque un tratto più piano, rimane comunque ancora parecchio dislivello da affrontare prima di raggiungere
la cima del Monte Maio. Si può ben vedere qui come il sentiero sia decisamente molto inserito. Prime escursioni dell'anno ancora, quindi non si è ancora molto allenati, decisamente le gambe fanno un po' fatica a reggere perché in questo tratto abbiamo una salita molto ripida e continua, quindi sono costretto a fermarmi anche abbastanza spesso perché, esattamente come diceva il cartello prima, l'Asia è dura, quindi traduco per gli amici non del Veneto che ci seguono. È dura, questo sentiero è decisamente molto faticoso, ripido. Non a caso i cartelli prima lo indicavano come un sentiero doppia escursionisti esperti, quindi decisamente non facile. Finalmente, dopo un'interminabile e faticosa salita, siamo ormai prossimi alla meta. Quindi faremo una breve deviazione verso Monte Castere, che da alcuni video che ho visto anche su YouTube è una meta consigliata in quanto più panoramica rispetto a quella del Monte Maio. Monte Maio di qua, poi saliremo per questa strada. Adesso saliamo per questo sentiero fino al Monte Castere per godere di un po' di panorama dalle cima. Arrivati sul Monte Castere con la croce, panorama purtroppo un po' assente causa foschie e nubi. Qui comunque davanti a noi abbiamo il gruppo del Pasubio con molta neve, quindi qualcosa riusciamo a vedere. Scesi dal Monte Castere, prendiamo ora il sentiero per raggiungere la cima del Monte Maio, quindi la nostra meta finale. Purtroppo panorama un po' offuscato dalle nuvole e dalle foschie, speriamo di riuscire a vedere qualcosa quando raggiungeremo le prossime mete. Gli ultimi 10 minuti di salita dovremo raggiungere il Monte Maio. Monte Maio, 1480 metri di quota. Monte Maietto, cima austriaca, 1499 metri di quota. Quindi direi che dal momento in cui si tratta solo di 5 minuti possiamo raggiungere anche quest'altra cima, posta sempre vicino al Monte Maio. Queste sono le zone da cui durante la prima guerra mondiale l'esercito austro-ungarico bombardava i convogli dell'esercito italiano diretti verso le porte del Pasubio attraverso la strada di Riscarubi che abbiamo percorso
in agosto dell'anno scorso. Per questo motivo l'esercito italiano costruì la strada del Pasubio delle 52 gallerie per essere più a riparo dai tiri dell'artiglieria austriaca. La piccola croce in cima al monte Maietto. Sono delle scritte in tedesco che ricordano i soldati austro-ungarici, resti di guerra. Qui dovremmo poter godere di un altro bel po' di panorama verso il gruppo del Pasubio, panorama che purtroppo oggi continua a coprirsi, ad aprirsi alternativamente. Pasubio, vediamo, ancora pieno di neve, quindi un viaggio sul gruppo del Pasubio in questo momento, in questi giorni, si prospetterebbe per quanto pericoloso, perché mi pare che di neve ce ne sia ancora parecchia. Tornati al bivio precedente, abbiamo preso il sentiero 511 in direzione di Passo de Colombo, che dovremmo raggiungere tra mezz'ora. Quindi adesso abbiamo intrapreso il giro ad anello in discesa che ci porterà attraverso un percorso diverso nuovamente al comune di Laghi, il punto di partenza. Pure una galleria. Devo notare purtroppo che ci sono ancora vari tratti in salita, quindi probabilmente finché non raggiungeremo Passo del Colombo ce li dovremo assorbire un po' ancora. Arrivati a Passo di Colombo, prendiamo ora il sentiero 511 verso il bivio col sentiero 515 e Cima Coston. Quindi proseguiamo da questa parte, in discesa per fortuna. La parte di sentiero che abbiamo fatto per raggiungere il Passo di Colombo dopo il Monte Maio presenta vari tratti un po' esposti sui quali bisogna porre abbastanza attenzione. In più ci sono molte foglie per terra, quindi il terreno per questo tende a essere un po' scivoloso e anche per questo motivo bisogna usare molta prudenza. Eccoci arrivati al bivio col sentiero 515. Il sentiero 511 prosegue verso Cima del Coston e Monte Borcoletta, praticamente prosegue verso il Monte Maggio. Decisamente l'escursione si allungherebbe a dismisura, non abbiamo nemmeno il tempo. Proseguiamo per il sentiero 515, come dicevo, verso Malga Costone, Contrada Vanzi e Contrada Molini, da cui poi raggiungeremo nuovamente i laghi. I resti di Malga Coston, è rimasto ben poco. Là abbiamo il Monte Maio, da cui siamo appena arrivati. Dietro non si vede molto, ma c'è Briaforà. Mentre qui abbiamo, per meglio dire, dovremmo avere le cime del Toraro, del Monte Maggio, del Monte Borcoletta, però sono completamente offuscate dalle nubi, peccato.
Vabbè, comunque l'escursione è stata finora molto godibile, anche se decisamente faticosa, soprattutto considerando il fatto che non ho un grande livello di allenamento, essendo che è solo la mia seconda escursione di quest'anno. Superata l'ex Mag Coston, proseguiamo in discesa all'interno di questo bosco fino a raggiungere Contravanzi e Contramolini. Stiamo attraversando un tratto decisamente da nightmare, da incubo, in cui il sentiero pende in discesa molto fortemente e purtroppo il manto è pieno di foglie, per cui è molto facile scivolare, farsi anche un po' male. Bisogna assolutamente porre un'attenzione molto alta in questo tratto, perché è assolutamente molto difficile. Non so se possa essere il periodo, è legato anche al fatto che ci sono tutte queste foglie cadute dagli alberi. Resta il fatto che non mi sembra di aver mai avuto tutte queste difficoltà nel compiere un sentiero in mezzo a boschi. Oggi purtroppo è una di quelle giornate ho perso un po' il senso dell'orientamento, quindi sono stato indotto a rifare in parte la strada in salita, addirittura per cercare il sentiero giusto a provare a scendere su un torrente, ma mi raccomando, la strada corretta è sempre quella in discesa. Quindi se vi accorgete che a un certo punto magari perdete l'orientamento e tornate a fare una strada in salita, quella è la strada sbagliata. Bisogna tornare indietro finché non si trova la strada in discesa. Può essere che sia stato un problema mio di disorientamento, di appannamento momentaneo, ma non è detto, quindi mi raccomando, se avete qualsiasi dubbio, tornate indietro. Strada in discesa è quella da percorrere sempre, altrimenti vuol dire che state tornando indietro. Si vede decisamente che non si tratta di posti molto frequentati. Bisogna scendere sempre giù in discesa, lungo purtroppo un sentiero non molto ben tenuto, un po' franato ai lati, per cui bisogna fare attenzione a mettere bene anche i piedi, anche perché ci sono massi abbastanza grandi, quindi bisogna fare molta attenzione. Adesso siamo in un tratto più tranquillo, in cui abbiamo trovato una strada forestale molto comoda che prosegue sempre in discesa. Contrada Molini 20 minuti, quindi proseguiamo. Sentiero, strada più che sentiero, questa è Contrada Avanzi. Qui prosegue la strada 515
verso Contrada Molini, che dovremmo raggiungere tra una ventina di minuti. Poi però bisogna anche tornare fino ai laghi, ma ormai dovremmo essere a buon punto, per fortuna. Arrivati a Contrada Molini. Qui c'è il cimitero austro-ungarico. Sopra Contrada Molini dovrebbe partire anche il sentiero che arriva fino al Monte Maggio, che però penso sia molto duro da fare partendo da queste quote. All'alba del 15 maggio 1916, ad un anno esatto dell'entrata in guerra dell'Italia a fianco delle potenze dell'Intesa, l'11ª armata austro-ungarica scatenò una grandiosa offensiva nel settore compreso fra Rovereto e la sella di Carbonare. Anche le valli del Posina e dell'Astico furono investite dal fuoco distruttivo scatenato dalla poderosa massa d'artiglieria sulle linee italiane, dall'altopiano dei Fiorentini a quello di Folgaria, dalla Val Terragnolo alla Vallarsa. La comunità di Laghi fu pesantemente colpita dall'evento. Con la tragedia del profugato e l'esodo di massa, gli abitanti del paese e delle sue contrade conobbero l'esperienza traumatica dell'abbandono. Queste persone, così come i soldati a fronte, videro frantumarsi la propria identità in una disgregazione destinata ad avere pesanti ripercussioni nella vita quotidiana e in seguito nella memoria collettiva. La sede municipale fu trasferita a Montegalda, mentre l'archivio parrocchiale, rimasto a Laghi, andò completamente distrutto. Finalmente siamo arrivati alla fine anche di questo bel giro, però che fatica. Si vede che sono dei sentieri non molto frequentati e quindi non ben tenuti in tutte le parti. Molto foliame che ostacola soprattutto la discesa nel tratto in ritorno. Una parte del sentiero franato ai lati, sempre lungo la discesa per il ritorno. Al di là di questo, comunque, si tratta di bellissimi ambienti, bei panorami che è possibile godere delle cime di Monte Maio e delle altre cime che abbiamo visitato. Il sentiero comunque è per escursionisti esperti, soprattutto per via del fatto che, essendo poco frequentato, non è manutentato bene, non è tenuto benissimo, diciamo. Quindi se volete farlo, consiglio di farlo con una persona esperta dei luoghi. Ecco, un'altra cosa, molta attenzione all'orientamento, perché almeno io ho fatto fatica in un paio di occasioni a capire bene la strada. La lunghezza totale del percorso siamo sui 17 km e mezzo, tenendo conto che comunque ho sbagliato la strada in un paio di occasioni, comunque no, non ve l'ho fatto vedere. Dovremmo essere su una quindicina di chilometri. Tempo totale circa 9 ore ci ho impiegato, ma considerato sempre il fatto che ho fatto alcuni piccoli errori, direi che in circa 7 ore possiamo starci. Spero che il giro vi sia piaciuto. Se sì, mettete un like come al solito. Se avete piacere, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sulle novità. E come sempre vi saluto e vi rimando alla prossima escursione. Ciao!